No, e questo vedi, è proprio, questo è la magia, no? Se vuoi, quando ascolti questo, ti puoi immaginare come, ma per chi non c'era, per chi non ha mai vissuto quelle notti, quel momento e quella residency che avevi tu al Miro, nella main Eh, room, nella techno room, sì, arena, sì, nell'arena. Mhm. descrivi quell'atmosfera. Come sul libro. No, al libro non ho parlato dell'arena, però ci sono chiaramente dei riferimenti, insomma. Allora, l'arena tu devi capire che era una sala completamente dipinta di rosso, Ah, i muri tutti rossi, e c'era una scritta, per conto, me lo ricordo ancora, era una console qui centrale, e c'era sul muro, su una parete, una scritta a neon rossa con scritto No Fear. Ok? Quindi questa era l'atmosfera. Riguardo a questo momento in cui ho messo su questo disco, ti raccontavo prima che eravamo fuori onda, praticamente l'atmosfera, io insomma me la facevo sotto perché avevo davanti tutte queste persone che aspettavano che mettessi il primo disco, perché devi sapere che siccome la direzione era quella del Cucuricò alla fine, infatti quella prima serata mi pare che fossimo io, Resident, e poi Sacoman e Cirillo, mi sembra. Quindi è come, cioè, proprio, hai capito, l'apoteosi della console techno in Italia. E io dovevo aprire a questi e avevo 22 anni. nice. Allora, la situazione era questa, mi avevano imposto di tenere la musica spenta fino alle ore 1. Quindi tu devi considerare, essendo un multisala, che le altre sale già erano partite con la musica da un'ora. E però noi eravamo imballati così di gente, c'avevo tipo 2000 persone Wow. che aspettavano di scendere in pista ma non lo facevano, quindi sentivi tutto questo brusio col sottofondo delle altre sale, no? E noi spenti. E io dovevo mettere su questo primo disco qua e c'era tutta la gente accalcata a bordo pista, quindi c'era questa cosa assurda che la gente proprio aspettava di partire come fossero delle marionette, tipo, no? Cioè, con tutto bene che li voglio, chiaramente, però erano fermi e aspettavano, dice, ma sti qua partono o non partono? E quando ho messo su questo, come avete sentito, durerà 3 minuti, 2-3 minuti, e ancora non partiva, no? Quando sono partito col primo disco, che mi ricordo era una versione particolare, siccome era Maurice che faceva il cerimoniere di apertura, il principe Maurice, e aveva fatto un disco con Mario Più che si chiamava Techno Harmony, Yep. e ho messo su questa versione un po' più underground, appunto particolare di Techno Harmony, che partiva con un intro quasi jungle e poi veniva dentro con la cassa dritta, no? Insomma, quando è arrivata dentro la cassa dritta hai visto le formiche proprio che scendono nella tana e hai visto, io mi ricordo, me lo ricorderò finché vivo, tutte queste teste, queste persone che si sono riversate in pista e con una voglia di ballare, di fare festa, che ti puoi solo immaginare, questi li avevo tenuti fermi fino all'una, cioè questa, l'apertura del locale, nuova stagione, nuova direzione, nuovi DJ, Yeah. quindi è stato fantastico, insomma. Cioè, Magico. una cosa, sì, più che magico. Cioè io certe E tu invece volte, avevi un paio di occhiali rossi? se non erano rossi, sì, rossi avevano anche le mesh rossi, Nice. inguardabile. All right. Yes.